Sei qui con noi, ti puoi avvicinare di nuovo a quello strumento che si è illuminato? Per favore? Per noi sarebbe un onore se ti avvicinassi. Basta. Ti puoi riavvicinare per piacere a quello strumento, a quella cosa, magari non sai cosa sia, che hai appena suonato? Ho come avuto l'impressione che quando lei è andata di là e è tornata di qua, che diceva che si è illuminato l'arancione di là dove c'era la scala, che noi fosse magari qualcuno che è sceso e è andato verso di là. E quindi ha fatto illuminare sia il suo strumento là, sia il mezzo. Ma ragazzi, se lei è andata di là e quello è andato in arancione, andiamo dove è andata lei? È sull'altarino. Per me è un altarino, passatemi il termine. Andiamo a vedere. Io metterei anche lo strumento di Sara là. Strumento. 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 C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Non ti vogliamo disturbare. Hai tutti quegli strumenti se vuoi interagire. Ti puoi avvicinare, loro suonano o cambiano le lucine, oppure una pallina che puoi fare cadere. Nessuno strumento ti può far del male. Se accendiamo una radio, ti fa piacere comunicare con noi? Attraverso la radio possiamo sentire la tua voce. Ho fatto la vostra. Dove lo facciamo qua? C'è in questo posto? Voce. Voce? Non si sente. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Ho sentito la voce di un bambino. Anch'io. C'è un bambino qui? C'è un certo Mariano qui. Credo sì. No, ha detto qualcos'altro, però non ho capito. Ha detto anche sì. Forse a volte sì. Hai detto a volte sì? Chi è Mariano? Perché sei qui? So io. Comunque c'è una voce distinta da uomo che parla. Quando è quello? Ma io sento un tono di voce che può essere straniero, però c'è una persona straniera qui.
Hai detto via? Sei andato via? Ma suona male, riesci a mettere... Siete ancora qui? Sì, ho detto. Ma è una donna? Una donna. Poi brividi. Cosa ci fai qui? Hai detto luce? Guarda. Ti dà fastidio la luce? Ma sei qua vicino a me, Chiara? Qua insomma. Guarda. Però. Sì, sento proprio un freddo qua. Ma non aria, Anzi, questo è un po' più caldo di solito. Sei qua vicino a noi? Come ti chiami? Vuoi che spenga la luce? No. Ho capito. Ciao. 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 Mary, qui sentivo Cosa? qui sentivo freddo prima. Sì, ma anche lei? Sì, avevo la pelle d'oca io adesso. C'è Mariano? Sei il ragazzo biondo che ha visto Chiara? Sei tu? Volevo solo fare amicizia. Peccato, qualcuno va a sedersi lì nell'angolo in fondo rannicchiato, nell'ultimo angolo in fondo di là. Come mai questa sensazione qua? Sì. Hai detto qualcosa? Mi ero girata. Puoi ripetere per favore? Non so perché, Ti è venuta questa cosa? un ragazzo adolescente in un angolo seduto sulla testa praticamente. Non so perché. Ti è venuta sta... Biondo occhi azzurri, pelle un po' frizzata. Non lo so. Io, ho detto io. C'è un ragazzo biondo quindi qua? Se ti va ci puoi dire il tuo nome per piacere? Ancora uno? Forse avete un nome. Puoi ripetere per favore? E la donna come si chiama? Noi in varie indagini abbiamo trovato discorso guerra, tedeschi, tutte queste cose qui. Perché comunque i tedeschi all'epoca hanno fatto disastro, poco da fare.
stata una donna che ha parlato. Come ti chiami? Questo bambino. Cosa ci fate qua? Come può? Siete venuti a proteggervi da qualcosa? C'è un bambino che parlava. Sì, sì. Ascolta bimbo, c'è una pallina lì, ti va di giocarci? Oppure puoi avvicinarti agli strumenti e accendere tutte le lucine. Cambiano colore, non ti fanno male, ci puoi giocare? Guarda, vedi? Non fanno niente, se ti piacciono i colori puoi accenderli a tuo piacimento. Fallo pure se vuoi, Anche buttare giù la pallina, giocaci pure. Sì, ha detto. Presto? È presto? Lavoravate qui per caso? Ha detto ya. Ma siete tedeschi? Me lo richiedo, lavoravate qua? Oh, questo non è un'idea. Perché questo c'è la scuola elementare, no? Non è che il bambino magari è qua perché si sente tutto la scuola. Potrebbe essere. C'è la scuola giusto qui vicino, Sara. Prendi. Grazie. Bimbo, tu sei qua perché sei attratto dalla scuola, dai tuoi compagni della stessa tua età? Scusa un po' cosa? Giocate pure con la pallina se volete. Riuscite a farla cadere? Ha detto vieni. O sbaglio? Dai, una roba del genere. Prova a spingerla. Ce la fai? Non capisco che ogni tanto passa della roba, non so se può vedere. Potrebbe essere, ci muoviamo noi. Siamo troppo vicini, volete che ci allontaniamo un po'? Vedete che lasciamo qua la roba e andiamo via? No, non può vedere. Vi lasciamo qua la pallina e lo strumento. Giocateci pure, adesso noi la radio, quello che fa questo rumore, la spegniamo. E voi giocate pure con la pallina se volete, senza nessun problema.
Ritorniamo più tardi noi. Grazie che avete parlato. Grazie.